tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù. Diego Montagnier sta realizzando questo splendido affresco sotto il cavalcavia della strada Feltrina a Montebelluna lungo il percorso della tradotta. Diego, come mai questo soggetto? Beh, eravamo indecisi tra due bozzetti, due bozzetti che gli avevo fatto su PC, e hanno scelto questo perché intanto è inerente alla tradotta, cioè al treno. E non a caso treno è il 740, un treno merci, una locomotiva molto grossa e molto imponente. Attorno ad essa ho realizzato dei fiori tipo papaveri, perché i papaveri sono papaveri, tulipani, e anche un'ape perché per sensibilizzare soprattutto le api, ecco, la natura stessa, ecco. Quanto tempo ci hai messo per realizzarlo? All'incirca tra i pomeriggi che venivo, tra lavoro e pomeriggi che venivo, circa più o meno sono 4 giorni, 4 giorni pieni, ecco, fino adesso che ho realizzato questo disegno che è circa 12 metri per 6 circa, più o meno, sì. Questa è la tua attività professionale? Sì, la mia attività ormai da 6 anni che faccio questo mestiere, disegni su commissione soprattutto, lavoro su 2 ditte che fanno attrazioni per parchi giochi e tanti disegni su commissione, anche interni ed esterni. Tra i tuoi committenti c'è anche Fincantieri. Sì, c'è un esterno che mi ha chiamato per fare delle decorazioni dentro l'ultima nave che stanno facendo a Fincantieri a Monfalcone precisamente. Decorazioni di vario genere, tra cui finto legno e altre piccole cose che in futuro spero possa diventare qualcosa di più, ecco, sì. Disegni più grandi. E anche le cabine dell'Enel. Sì, anche l'Enel mi aveva commissionato delle cabine, tra cui una Sauris, in cui la cabina è molto bella perché ho realizzato una bambina che praticamente ha un cesto in mano e dentro il cesto ci sono delle stelle, come se stesse acchiappando dei sogni, ecco. È molto bello il soggetto, è molto bello anche quello che rappresenta. Di fronte a noi c'è un'altra parete vuota, anche qui forse vedremo qualcosa. Sì, pensavano di realizzare il secondo bozzetto, che si trattava di praticamente un volto femminile in cui dentro le pupille ci andavano l'emisfero australe e boreale della Terra, ecco, sì, tipo la Terra, ecco, realizzata dentro le pupille di questo volto femminile. E anche lì tutto attorno l'edera, la natura stessa che incorniciava, ecco, questo murales. Tanta gente passa qui in tradotta, cosa ti hanno detto? Sì, la gente è contenta, si vede che si fa foto, è contentissima di questo lavoro. Tutti mi hanno dato un'espressione positiva, quindi dai, vuol dire che ho fatto una bella cosa. E anche perché i murales vengono tante volte etichettati come una brutta cosa, ecco, come sporcare i muri, eccetera. Invece ho visto che hanno dato riscontro positivo, ecco, praticamente tutti.